Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. Per le menti sane è difficile arrivare a decifrare il parossismo di follia che si generò a bordo della Magnum Opus in seguito a quegli eventi. Albeda, solitamente controllata e fredda, stava cedendo alle bordate del panico e dell'ansia. Non le era stato difficile comprendere che la morte di Xanthosis era stata la conseguenza dell'ingestione, seppur infinitesimale, di pochi centilitri del veleno usato per officiare il sacrilego rito contenuto nel capitolo segreto del Necronomicon. L'assenza del pilota, unita alla risaputa ostilità sbocciata fra i due, aveva condotto all'inevitabile conclusione che doveva essere stato proprio Nigred a compiere l'omicidio. Ascoltandola, Rubeum annuiva senza che sul suo volto glabro e raggrinzito sorgessero emozioni di sorta. Fece però notare che, se Nigred avesse voluto fuggire, avrebbe opportunamente usato una delle sonde funzionanti, le quali erano ancora al loro posto, mentre invece tutto faceva supporre che fosse salito a bordo dell'unica che, una volta sganciata, non sarebbe stata in grado di portarlo da nessuna parte, cosa della quale doveva essere ben consapevole. Attraverso i radar i due superstiti avevano individuato la navetta flottare parecchio distante, con un moto che ne tradiva il procedere errabondo. Anche se avessero invertito la rotta e l'avessero raggiunta, non esisteva modo di agganciarla, non senza la collaborazione del pilota al suo interno. In definitiva, Nigred era destinato a vagare alla deriva fino a che l'Inedia non l'avesse vinto e ucciso. Albeda, sempre più sull'orlo dell'isteria, rincarò dicendo che per quanto quei due si fossero detestati, trovava alquanto improbabile che fossero giunti a commettere omicidio. Forse le cause di quanto era accaduto erano da ricercarsi altrove, in qualcosa che aveva a che fare con le forze che avevano smosso con il loro rituale. Dopotutto, Athanatos aveva rivolto le sue uniche parole a Nigred, come tutti avevano visto, e a Xanthosis, come il mercenario le aveva una volta rivelato. Cosa sapevano davvero su quella creatura? Il suo fare tranquillo era davvero un riflesso di reale innocuità. Sollecitato da questi molesti interrogativi, il bibliofilo le chiese dove volesse andare a parare, e Albeda replicò che, forse, avevano commesso un imperdonabile errore mettendo in pratica le istruzioni di quel volume maledetto. Siccome Rubeum non accennava a parlare, ella riprese e affermò che le conseguenze potevano essere incalcolabili se mai avessero permesso ad Athanatos di raggiungere un pianeta densamente popolato. Non avevano la minima idea dei suoi reali poteri e, quel che era ancora peggio, non conoscevano nulla delle sue ambizioni. Avrebbe aggiunto di sicuro altre argomentazioni se la protesi metallica di Rubeum non l'avesse violentemente colpita alla tempia. L'impatto fu abbastanza brusco da farla stramazzare quasi priva di sensi, con il cranio fratturato. Debolmente, con gli occhi turgidi di confuso terrore, Albeda provò a strisciare via, lontano dal bibliofilo, il quale aveva nello sguardo una luce sfrigolante di odio e furia. Tornò a sollevare la protesi e la batté sulla testa della donna, e ancora, ancora e ancora, continuando anche quando ormai era priva di vita, invaso dalla frenesia dell'omicidio, sentendo nella testa le parole che Athanatos, solo il giorno prima, gli aveva sibilato. «Tutto per sé», aveva detto, e ciò era bastato a far crescere nella sua mente una paranoia terribile, nella quale Albeda, subdola come solo le donne sanno essere, lo induceva, attraverso catastrofici discorsi di morte e pericolo, a sbarazzarsi della sua creatura, del frutto sublime della sua grande opera. Così facendo, Rubeum sarebbe rimasto con un pugno di mosche, mentre lei, chissà con quali inganni, avrebbe potuto ripetere l'opera per conto suo e accaparrarsi i meriti, le lodi e la gloria, che al contrario sarebbero toccati a lui.
Stò e colpì il corpo ammaccato e sanguinante di Albeda fino a quando le forze non gli vennero meno, obbligandolo a un'affannosa pausa. Solo dopo alcuni minuti si rese conto della discreta presenza di Athanatos, che con i suoi occhi perlacei ed inespressivi pareva ammirare tutto ciò con una pallida parvenza di approvazione. Disse: «Tu hai una domanda?» Rubeum annui, il fiato che sibilava dentro la maschera. «Esponila!» Il bibliofilo si avvicinò al redivivo, incurante di procedere sul sangue e sulla materia cerebrale di Albeda, le cui dita ancora si contraevano per un residuo di energia vitale. Quando gli fu a poca distanza, pieno di emozione, mormorò: «Cosa c'è dopo la morte?» Athanatos si chinò su di lui e le sue labbra sfiorarono l'orecchio del bibliofilo mentre dava voce a una risposta. Le membra tese e frementi di Rubeum si afflosciarono. Un rivolo di orina gli inzuppò i calzoni. Immobile, ascoltò fino a quando, una decina di minuti più tardi, Athanatos smise di parlare. Poi, con l'incedere di un sonnambulo e con gli occhi svuotati di personalità e sentimenti, raggiunse il suo studio, seminando durante il percorso ogni apparecchiatura che gli era servita per mantenersi in vita. Entrato nella stanza, il suo respiro era niente più che un rasposo gorgoglio sfiatato. Sganciò i supporti delle protesi, che caddero a terra con vividi clangori metallici, e poi si abbandonò sulla poltrona. Le sue mani vibrarono sulle pagine del capitolo segreto del Necronomicon quando le artigliò, lacerando la sottile e antichissima fibra di papiro, ficcandosi avidamente in bocca i brandelli e spingendoseli giù nella gola, ammucchiandoli in una bavosa palla che bloccava l'accesso all'aria. Neppure quando i suoi polmoni strillarono richiedendo ossigeno, smise di riempirsi la bocca con quei frammenti. Il suo sguardo divenne opaco, poi si scurì fino a un cupo crepuscolo di ombre e i suoi sensi percepirono ciò che Athanatos gli aveva rivelato e morì. Mentre questo accadeva, il redivivo era rimasto in plancia, fissando i comandi. Come se una mano invisibile stesse dando istruzioni, il computer di bordo impostò nuove coordinate e immediatamente la Magnum Opus corresse la propria rotta, deviandola di diversi gradi. Athanatos restò in piedi, sollevando appena il capo per osservare oltre i pannelli della plancia la spruzzata di stelle che palpitava immersa in quel buio infinito. Uno di quegli astri remoti faceva da sole per un piccolo e insignificante pianeta sulla cui superficie la razza degli uomini aveva esordito, evolvendosi da forme primordiali e rozze. Il mondo dal quale Abdul al-Hazred aveva chiamato molti suoi simili. Il mondo che ben presto sarebbe stato suo.